mia, e mettetemi in rapporto col padrone, col sotti, voglio soddisfazione, mannaggia la vita mia. Io ho portato con me la mia consorzia Nannini Cienta Bellizza e il mio compare che viene dall'America dopo 30 anni di permanenza colà per farci una ricca mangiata e per divertirci. Ma a me mi pare che ci stiamo intossicando pure. Va bene, Ferdinand, calmati, Azzorrata, cammariere, vedete che dice il compare. Ma scusate, se parla sempre lui. Sever dice, sangue una bomba a idrogeno a scoppie ritardate, vicino a Ferdinando Cartier 37 parla sempre lui. E allora chi dovrebbe parlare? Lei? Un misero cameriere per il quale non lo riconosco nemmeno perché è sfornito di giacca bianca e quindi in difetto secondo le indisposizioni igieniche del CCC. Va bene, non me la metta a giacca bianca, ma si può sapere che è sul CCC. Il CCC è il codice civile cameriere, cretino. Ma Ferdinand, belle nannina tua, non c'è un gamma. Andiamo, compare, calmatevi. E poi compare si trova in uno stato che non si può pigliare spavento. E fra pochi giorni sarete padre. È giusto, mannaggia la vita mia. Dunque, antipasto di prosciutto, burro, a olive e un pizzico di tonno e spaghetti alle vongole. E per dopo? E per dopo faremo il ritornello se ci fa piacere. Va bene, un antipasto e spaghetti alle vongole per il numero 4. Compa, a me quel numero 4 non mi piace. 4 fa il porco. Ho l'impressione che il cameriere mi ha chiamato porco. Non decide manco per pazzia, compare. Ecco servito l'antipasto. Cameriere, la prego, è mezz'ora che attendo l'antipasto di salame e non me lo si porta. È un momento, sto parlando col signore. Ma che no? signore, questa è un'indecenza. Come mannaggia non ci c'è niente rimbalzamato. Nato guaio. Ma Ferdinand! Compare si mette a paura e il figlio non nasce. E non nasce, compa, non mi passa manca pagato. Cameriere, fatemi dire da quel signore l'indecenza a chi appartiene. Ma no, voi avete capito male, lui ha detto indecenza. Ho capito benissimo. Io ho ordinato un antipasto e spaghetti alle vongole senza l'indecenza. E va bene, l'indecenza la porterò a lui, a voi prima della frutta, vi porterò un formaggio speciale. Sangue una maruzza che corna. Che è stato, compare? Calmati, Ferdinand, mi fai mettere paura. Chi l'ha già scassa faccia a sto piezzino? Andiamo, carit. E non avete sentito. Vi porto un formaggio speciale. Il formaggio si fa con il latte. Il latte lo fa la vacca è la moglie del toro. Il toro c'ha le corna, compà. O cameriere mi ha chiamata cornuta. Ma voi vi sbagliate, Oh, compare. mamma mia, come sei premaloso, Ferdinand? Pronti gli spaghetti, non perdirà, mangiate forte. A me mannaggia la vita visto cameriere se potuzza comica. Ha detto mangiate forte come per dire rinforzatevi. Ma non ci facete caso? E beh, non mi sono che sbagliato. Io non mi sono che sbagliato, stamattina alla radio mi ha dato buongiorno. Stavo così all'era, Steve. Volevo sentire la canzoncella del Festival di Sanremo. E quello niente di meno che vanno a trasmettere una canzone che abbiamo portato io e tu. E qual era, Ferdinand? Io stavo facendo un caffè, non l'aggiunti. Non le dice, Nannine, ma come? Fa neste che luciva. La verità, quella è troppo triste. E beh, non appena mangio fatta la barba, come si può fare? Mangio tagliata mezza faccia, una punta di naso. E poi mi ha portato un caffè che ci stavano 25 grammi di posarino. Ha giovato l'occasione, ma manca a farla apposta. Siamo capitati in questo ristorante dove ci stiamo avvelenando l'esistenza. Non ti fissai, belle nannina tua, bevi un po', che te è Compà, ma facciamo un brindisi alla salute del mascolo che deve nascere. vabbè. Anzi, mo scegliamo pure un nome. Ah, Ferdinando niente, eh? Perché Ferdinando Uap ce ne sta uno solo e sono io. E allora lo mettiamo a numero compare, va bene? Va Ok, compà, felicissima. Anzi, è un buon segno, vedete, stanno venendo le suonature da questa parte. Proprio su accomodato, compare Buongiorno, Ferdinando, buongiorno. che stiamo aspettando. Va accostata, ma che sta parte? Io vorrei sentire qualche canzoncella all'era. E dopo vi potete accomodare pure a mangiare con noi, se credete. Giacomo, è in viso, signore, attacca, allora. La roba si mangia. Mannaggia la vita mia! Mannaggia la vita mia, chiamata a cena! Chiamato col spremo mio, il mangiarcino da fare!